Presentato al MAV di Ercolano il progetto Scavi di Ercolano, un viaggio nel tempo e nella cultura a bordo della MSC Grandioso, un appuntamento che si unisce alla 17ª edizione della Crociera della Musica, Arte e Cultura Napoletana. Alessio Barco. La Crociera della Musica, Arte e Cultura Napoletana giunge alla 17ª edizione, o come si preferisce dire con quel pizzico di scaramanzia che non fa mai male, alla 16ª bis. Ed oggi ad Ercolano viene presentato un progetto che l'accompagnerà, quello di Scavi di Ercolano, un viaggio nel tempo e nella cultura, un arricchimento di quello che è un viaggio sulle onde che andrà a trasportare nelle varie nazioni, nelle varie città, il sapere, l'essere partenopei e campani. 18 anni fa questo evento è nato proprio per dire che Napoli e la Campania sono una regione con un patrimonio culturale incredibile, nella musica, nell'arte, nel teatro, spaziamo in tutti i campi in un modo eccezionale. E quindi quest'anno partiamo per la 17ª edizione e quest'anno abbiamo a bordo, porteremo il parco archeologico e il MAV di Ercolano, appunto per aggiungere ancora un'altra bellezza al nostro repertorio in termini musicali. Napoli, come sappiamo, è un melting pot, è anche il risultato di una serie di culture che vengono da ogni angolo del Mediterraneo. Quindi oggi noi, nel riportare la cultura mediterranea di nuovo in Spagna, in Francia, in tutti i luoghi in cui toccati dalla crociera, è quasi una contaminazione di ritorno. Una crociera che è un momento di relax e di divertimento, ma anche di scoperta e arricchimento, andando a trovare nelle varie nazioni, città che verranno toccate, dei momenti di unione culturali, e perciò la Regione Campania e il Comune di Ercolano non potevano che essere vicini insieme alle altre istituzioni a questa iniziativa. Un percorso che sicuramente riesce ben a rappresentare quelli che sono gli intenti dei stakeholder del settore, e quindi le istituzioni hanno il dovere di accompagnare questo percorso. La Regione Campania è presente con l'animo di rendere maggiormente visibile e fruibile questo tipo di iniziativa. Investire nel turismo, investire sulla bellezza significa investire sul futuro del nostro territorio. Turismo, cultura e legalità sono il futuro della Campania, il futuro del Mezzogiorno.